È morto dopo 2 giorni di agonia al Cafoncello Ezio Renosto, l'85enne investito da un'auto davanti alla chiesa di San Giuseppe domenica mattina. Si tratta della nona vittima trevigiana sulle strade in poco meno di 2 settimane. L'uomo si trovava in sella alla sua bici quando è stato travolto lungo la Noalese. Stando alla ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale intervenuti con 2 pattuglie, il ciclista stava procedendo in direzione aeroporto quando sulla stessa carreggiata è sopraggiunta l'Alfa Romeo condotta da un settantenne, anche lui residente in città. Per causa al vaglio della polizia locale di Treviso, l'auto ha travolto il ciclista sbalzandolo sull'asfalto. L'85enne è rimasto a terra privo di sensi mentre la macchina ha terminato la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica. Dopo l'arrivo del suo M118, l'anziano era stato portato in codice rosso al pronto soccorso. Gli stessi agenti della polizia municipale sono in attesa di interrogare il conducente del mezzo formalmente indagato, così come di conoscere gli esiti dei test alcolemici e tossicologici. Sposato con 2 figli, Renosto abitava in via Albertino da Corona. Una vita d'impegno la sua culminata nel giugno 92 con il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Dal 1960 al 1995 aveva lavorato alle poste, era stato direttore all'ufficio di Quinto, alternando il lavoro con l'attività nel sindacato di categoria della CISL, dove era stato segretario provinciale e componente del Consiglio nazionale. Un'esperienza che, una volta in pensione, Renosto aveva messo a disposizione dell'IPAB a Piani Turazza, prima come segretario, poi come dirigente, infine in qualità di economo, sempre a titolo gratuito. Profonda la commozione del consigliere comunale Antonio Dotto, che lo incontrava ogni sabato mattina. Una persona straordinaria, soprattutto per l'impegno, la dedizione, ma soprattutto per la sua saggezza. Uomo saggio e direttore saggio che molte volte mi ha dato dei consigli straordinari nella gestione amministrativa di questo ente. Però come persona saggia lui mi diceva sempre: ricordati Presidente che a una certa età dobbiamo prendere in mano la corona e lasciare gli incarichi. E lui ha fatto così, da signore.